Siamo a Quirra, nel comune di Villapuz, dove c'è la base militare del PISC. Qui si sta svolgendo appunto questa manifestazione per la sua chiusura a motivo dei morti che ci sono, e sono veramente tanti, addirittura si parla del 60% delle persone esposte che stanno morendo. Ecco, qui adesso abbiamo qui davanti a noi Giacomo Meloni, il segretario nazionale della Confederazione Sindacale Sarda, CSS, e chiediamo come mai, Giacomo, sei qui, e poi ti vogliamo anche chiedere come mai il sindaco di Villapuz non è presente. Allora, rispondo volentieri a questa domanda. Intanto siamo qui per difendere il lavoro, perché il lavoro vero qui, in questo territorio, è legato direttamente alle bonifiche che si dovranno fare quando, come noi diciamo, questo poligono non cesserà le attività belliche. Allora questo lo si deve fare in forza anche di leggi attuali che dicono che anche se c'è il sospetto bisogna prima di tutto sospendere qualsiasi attività, e questo noi lo chiediamo con forza. La preoccupazione di chi vive in questo territorio e che non si è ancora sensibilizzata sufficientemente alla gravità della situazione è che questo che facciamo oggi è una propaganda negativa nei confronti dei loro prodotti, per cui per esempio il sindaco di Villapuz non è presente perché dice: io ho paura che la vostra azione sia contro la popolazione di questo territorio, perché chi comprerà più i nostri prodotti, chi comprerà il latte, però lui non si può nascondere davanti a questa situazione e deve incominciare ad avere il coraggio di dire alla sua popolazione: qui c'è un pericolo reale, allora cerchiamo altrove le fonti del nostro sostentamento, perché se qui il territorio è avvelenato ne va di mezzo la nostra salute e anche l'economia di questo territorio. A questo punto quindi lui deve fare il salto in avanti, non deve nascondere, perché deve sapere che finché c'è il poligono questo territorio non decollerà. Perciò le scuse che vengono dettate dal fatto che è un portatore di occupazione, questo è una cosa che non ha senso. Assolutamente, anzi noi diciamo che se il poligono viene allontanato o si trasforma diversamente ci sarà nuova occupazione e addirittura un rifiorire del territorio. Pensiamo al fatto che ci può essere un'agricoltura diciamo decente, non avvelenata, pensiamo al fatto che queste zone che sono bellissime dal punto di vista turistico troverebbero la loro vocazione. Perciò la salute è il primo posto. La salute è il primo posto. Grazie.